Dal Pallaferrarin di Breganze, buonasera da Fausto Pozzan. È domenica 14 gennaio, tra qualche minuto la seconda giornata del campionato di Serie 2 di hockey pista 2023-2024. A sfidarsi Breganze e Seregno, i padroni di casa della Veneta Lab, opposti appunto al Seregno 2012. Le grafiche di Marian Monteanu ci hanno già mostrato le formazioni che daranno vita all'incontro, che sarà diretto dal signor Michele Mele di Giovinazzo. Tra qualche istante vi daremo nello specifico conto dei giocatori che si impegneranno in questa interessante e importante partita, che vede sfidarsi due tra le squadre probabilmente più giovani del campionato di Serie 2. Non crediamo di sbagliare quando azzardiamo che Breganze ha il roster più giovane, età media sfiora di poco più di 18 anni di età. Per quanto riguarda Seregno siamo a 19 qualcosa, quindi assolutamente quasi dei debuttanti in questo importante campionato di Serie 2, che sta dando vita appunto ai suoi primi match inaugurali. Si completa infatti con questa partita il programma della seconda giornata, che ha visto i seguenti risultati: la vittoria dello Scandiano in casa contro Sandrigo per 5-4, il successo esterno del Tiene che si è imposto in quel di Montecchio Precalcino per 8-4, la vittoria in trasferta del Correggio che si è imposto nell'area Caneva battendo il Roller per 5-3, e infine lo scontro tra Novara e Modena, due tra le formazioni maggiormente accreditate, che ha visto imporsi i piemontesi con un rotondo 7-3 per una classifica assolutamente parziale e ben al di là dall'emettere i suoi verdetti definitivi. Ricordiamo che sarà la squadra prima classificata al termine di questo raggruppamento del girone A del campionato di A2, composto praticamente dalle formazioni del nord Italia, a qualificarsi per la Serie 1 della edizione 2024-2025. Il girone B invece è composto da formazioni del centro-sud, in particolare a farla da padrone sono le squadre toscane, con gli inserimenti di Salerno, Sarzana e Matera. Daremo lettura anche dei risultati del girone B. Intanto, per quanto riguarda il girone A, appunto, la classifica vede appaiate Novara e Scandiano, Correggio a 4, Tiene Breganze che deve giocare però ancora questa partita a quota 3, Seregno e Roller a quota 1, Montecchio, Sandrigo e Modena a quota 0. Per quanto riguarda invece il girone B, i risultati di ieri sera: il Camaiore che si è imposto in quel di Salerno per 4-1, il Forte dei Marmi che ha vinto in trasferta a Sarzana per 7-6, lo scontro chiamiamolo al vertice comunque tra i più attesi tra Pullman Viareggio e CGC Viareggio ha visto imporsi i bianconeri viareggini per 4-1. Prato ha battuto Matera per 4-2 e si completa oggi il programma con il derby tra Follonica e Castiglione, per una classifica del gruppo B che vede appaiati in testa CGC Viareggio e Camaiore a quota 6, a seguire Prato e Forte dei Marmi con 4 punti, Matera e Pumas Viareggio con 3, a quota 0 Castiglione, Sarzana, Follonica e Salerno. Per quanto riguarda appunto le formazioni, che la grafica dell'operatore che ci ha messo in onda Marian Monteanu, che è il nostro operatore che garantisce il servizio di ripresa in video di queste partite sulla piattaforma digitale YouTube, il canale è quello della FISR TV. Allora, dicevamo appunto le formazioni. Cominciamo per dovere di ospitalità con il Seregno 2012. I portieri sono Filippo Dimone con il numero 10 e Leonardo Reggio con il 12, giocatori di movimento. Riccardo Alberio, che è il capitano della formazione ospite, con il 21, Mattias Chirinolo con il numero 4, l'argentino straniero della formazione ospite, Edoardo Febbo con il 36, Mauro Fiazza con il 3, Andrea Giordano con il numero 11, Riccardo Tessarolo con il 19, Luca Tremolada con il 17 e Marco Tremolada con il 33. L'allenatore della formazione ospite del Seregno 2012 è Luca Giaroni con il numero Luca Giaroni, allenatore di terzo livello. Il suo vice poi è Maurizio Molteni. Per quanto riguarda la divisa, Seregno si schiererà in maglia bianca, calzoncini verdi e calzettoni bianchi. Per quanto riguarda Breganze, formazione in maglia nera,
calzoncini neri e calzettoni rossi. I portieri sono Giuseppe Tagliapietra con il numero 24 e Giulio Battistin con il 19. Giocatori di movimento: Antonio Tagliapietra con il 13, Andrea Scortegagna, che è il capitano della formazione ospite, si fa per dire il più anziano dall'alto dei suoi 24 anni, con il numero 16. Giovanni Tagliapietra con il 27, Tommaso Battaglin con il 28 e Ettore Barbieri con il 31. Davide Grazian con il 64, Tommaso Volpe con l'87. Cristian Costenaro con l'88, l'allenatore della formazione di casa della Veneta Lab Breganze è naturalmente Gabriele Tiella. Dicevamo dell'età media assolutamente bassa di entrambe le formazioni. Se andiamo a vedere i componenti della rosa del Seregno, il più anziano, si fa per dire, è Luca Tremolada, che è un classe 2000. Il più giovane, adesso vediamo, dovrebbe essere Riccardo Tessarolo, che è un classe 2004. Breganze annovera ben 3 2006 Cristian Costenaro, Giovanni Tagliapietra e Davide Grazian, un 2007 Antonio Tagliapietra. Poi i fratelli terribili, li chiamo così, del 2005, Ettore Barbieri, Tommaso Volpe e Tommaso Battaglin del 2005, Giulio Battistin è del 2005, Giuseppe Tagliapietra è del 2004. Fanno ingresso in questo istante i membri della classe arbitrale che deciderà, della squadra arbitrale, scusate, che dirigeranno questo incontro. In campo Michele Meli di Giovinazzo, al tavolo Alessandro Canonico di Bassano del Grappa. E dunque siamo alle battute iniziali del campionato di A2, un campionato sicuramente molto atteso perché consente assolutamente ai giocatori che vogliono dire la loro nel mondo dell'hockey pista di farsi le ossa con un campionato assolutamente competitivo, dove a farla da padrone per fortuna sono i giovani. Li abbiamo visto anche comunque a vedere le formazioni che danno vita a queste partite questa sera, assolutamente classe, una età media appunto di 19 anni per Seregno, di 18 e poco più per Breganze, e quindi ci aspettiamo di vedere sicuramente una partita magari connotata da quello che sono da quello che possono offrire i giovani, assolutamente magari poco tatticismo, ci si augura, giocate la voglia di superarsi, la voglia di dimostrare il proprio valore, sia che si giochi in porta sia che si faccia il giocatore di movimento. Ecco la formazione ospite. I colori sociali del Seregno sono bianco e verdi. Ricordiamo che Seregno ha avanti una tradizione assolutamente importante in questo sport, è stato campione d'Italia nell'edizione 1990-91, sconfiggendo in una vincente playoff l'allora Roller Monza, che si prese la rivincita l'anno dopo. Era un Seregno con giocatori assolutamente di valore, Mariotti, Cairo. La dinastia dei fratelli Cairo caratterizzò assolutamente Seregno in quegli anni. Mentre intanto lo speaker, che è Alessandro Paron, solitamente dirigente e accompagnatore della prima squadra, ha messo in onda quello che è l'inno dell'hockey Breganze. Tra qualche istante farà il suo ingresso la formazione di casa, molto attesa. C'è una discreta affluenza di pubblico a dispetto di temperature abbastanza fresche, normali peraltro in questo scorcio di stagione. Siamo appunto al 14 gennaio del 2024, non può essere che così. Una nutrita rappresentanza anche di sostenitori del Seregno, che sono schierati alla destra della mia postazione, e quindi manca solo la squadra di casa, che tra qualche istante farà il suo ingresso in campo e poi sarà partita. Breganze quindi che nel prossimo turno sarà di scena a Correggio domenica prossima. Eccola la formazione di casa, capitanata da Andrea Scortegagna, mentre il Seregno sfiderà il Novara, la capolista Novara, che si è imposta ieri un match sicuramente atteso in casa contro il Modena. Vedremo anche quali saranno le scelte per quanto riguarda i quintetti.
da parte dei tecnici, che sono Giaroni e Tiella. Seregno che si è rinforzato anche con elementi provenienti da Lodi, quindi una collaborazione tra le società per consentire appunto ai più giovani di fare esperienza. La rituale scelta della pallina con Tremolada, Luca Tremolada e Andrea Scortegagna a scegliere la sfera con cui si darà vita a questo importante match. Vediamo a dirimere la questione, ci prova anche il signor Mele, che alla fine sceglie lui. Ecco le squadre pronte per i rituali saluti, per arrivare al centropista e salutare il pubblico. Lettura delle formazioni da parte di Alessandro Paron, speaker di serata. Lettura delle formazioni completata. Convenevoli di rito. Vedremo le scelte dei quintetti che daranno vita alla partita inizialmente. Sicuramente è una partita attesa tra due squadre giovani che ben hanno figurato nel primo confronto. Braganza è andato a imporsi in quel di Modena, a casa di una delle favorite in sede di pronostico, che peraltro ha marcato male anche ieri sera. Braganza si era imposto a Modena per 3-2, una partita sicuramente dove a fare la differenza è stata la tenuta difensiva e la capacità di soffrire da parte della formazione di Gabriele Tiella, a dispetto dell'età, con un'ottima prova del portiere Giuseppe Tagliapietra. E Seregno è stato capace di imporre il pareggio nei confronti di una squadra, il Roller Bassano, che ieri sera è stata sconfitta a domicilio dal Correggio 3-3 il risultato tra Seregno e Roller Bassano. Roller Bassano, che ricordiamo si è qualificata per le Final Four, anzi le Final 8 di Coppa Italia. Agnese Ocara dovrebbe essere osservato un minuto di silenzio per ricordare la figura di Simone Pantani, già direttore sportivo del Follonica, una delle persone che più mancheranno al mondo dell'hockey pista toscano e non solo. Condoglianze assolutamente alla famiglia e alla società del Follonica.
il dovuto ricordo di Simone Pantani. Le formazioni: Seregno con Dimone tra i pali, Fiazza, Luca Tremolada, Marco Tremolada e Mattias Chirino. Breganze con Giuseppe Tagliapietra, Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe, Ettore Barbieri, Cristian Costenaro. È iniziata la partita. Possesso per Piazza. A scambiare Luca e Marco Tremolada. Sull'angolo basso, dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra, a contendersi il possesso Cristian Costenaro e Marco Tremolada, anzi Luca Tremolada. Chirino in possesso, 12 secondi per andare al tiro per la formazione ospite. Non si intendono i fratelli Tremolada. Dall'altra parte subito la conclusione di Tommaso Volpe, a contendere il possesso Ettore Barbieri. Chirino, la conclusione, la parata di Giuseppe Tagliapietra, che ci pare sofferente. Probabilmente il tiro lo ha colpito negli arti inferiori, non ha usufruito della protezione che di solito è assicurata dai gambali, però pare in grado di proseguire Giuseppe Tagliapietra. E allora, ingaggio a 2 decretato dal signor Michele Mele, trascorsi 47 secondi dall'inizio di questa partita. Cristian Costenaro e Fiazza vince l'ingaggio il Seregno. Luca Tremolada, Marco Tremolada, anzi Luca Tremolada in questo possesso ha ricevuto da Marco Tremolada. Fiazza a blocco a favorire l'azione di Luca Tremolada. Ancora a scambiare a metà pista i giocatori di Giaroni. Il passaggio errato all'indietro, esce dai pali di Mone, rilancio lungo. Il signor Michele Mele ferma l'incontro perché la palla ha varcato l'altezza regolamentare, cioè vale a dire il 1,50 m, e allora sarà possesso per Breganze. Sull'angolo alto alla sinistra del fronte d'attacco della formazione rossonera, con Tommaso Volpe che chiede al direttore di gara di poter controllare i pattini, a far rettificare la posizione della barriera della formazione ospite in 3 i giocatori di Giaroni a opporsi al tentativo di tiro. Invece c'è un tentativo di scambio dietro la porta con Ettore Barbieri che ha un cattivo controllo, e allora Fiazza si impossessa della sfera per i propri colori. L'accelerazione di Chirino, pensa per un attimo al tiro, poi è contrastato da Tommaso Battaglin, va a subire fallo. È già il secondo fallo di squadra commesso da Breganze dopo 1 minuto e mezzo dall'inizio della partita. Molto fiscale il direttore di gara, anche se a termini di regolamento mi sento di condividere la scelta. La conclusione ora di Marco Tremolada. Attenzione qui, Chirino stava approfittando, qui va a subire fallo ora Cristian Costenaro, il primo fallo di squadra commesso da Seregno. Possesso per Breganze. Cristian Costenaro a lanciare lungo a Ettore Barbieri, che non riesce a controllare sfera. Favorisce così l'intervento di Chirino. Cerca di rientrare su di lui Barbieri, è un osso duro il numero 4 ospite. Allora Tremolada dall'altra parte si libera molto bene, va alla conclusione. La parata di Giuseppe Tagliapietra, ha cercato di sorprenderlo da dietro porta Marco Tremolada. E allora dall'altra parte però con l'accelerazione di Tommaso Battaglin, contrastato da Fiazza che gli impedisce il tiro. A scambiare dietro porta con Ettore Barbieri, si libera della sfera all'indietro con un passaggio che serve, che favorisce l'inserimento di Tommaso Volpe, che va subito alla conclusione, controllata da Dimone. Si riparte con Chirino, l'accelerazione a scambiare con Tremolada, un ottimo contropiede a 3 di Seregno che si porta in vantaggio. 1-0 Seregno. Il gol è stato messo a segno dal numero 17 Luca Tremolada, contropiede a 3, gestito molto bene dalla formazione ospite, che passa in vantaggio quando mancano 22:35 al termine del primo tempo. Quindi sbloccato il risultato, è stato Luca Tremolada. Dopo
poco più di un minuto e mezzo, l'accelerazione di Chirino, il raddoppio, 2-0, Seregno che va sul 2-0, Tremolada e Chirino, 22-22 in 13 secondi, e chiama time out Gabriele Tiella. Ottima partenza degli ospiti, si sono portati sul 2-0. Qui si è messo in proprio Mattias Chirino, si è incuneato all'interno dell'area di rigore rossonera e ha trafitto l'incolpevole Giuseppe Tagliapietra, che nemmeno era riuscito, nulla aveva potuto fare sul contropiede a 3 ben orchestrato da Seregno, che aveva portato Luca Tremolada a sbloccare il risultato. Quindi Braganza deve risalire la china, ha già subito 2 gol dopo poco più di 2 minuti e mezzo. Ricordiamo che sabato scorso Braganza ha subito 2 reti, ma la seconda rete l'ha subita solo nel finale, e quindi a conferma dell'imprevedibilità di questo sport adesso Braganza deve sicuramente riattivarsi, trovare i propri concetti di gioco e provare a risalire la china. Seregno ha sin qui meritato il doppio vantaggio e proverà magari a gestire o a incrementarlo. Siamo a metà pista con Braganza in possesso, Tommaso Battaglin a scambiare con Ettore Barbieri. Ancora una riconquista della sfera dei giocatori ospiti. Braganza che recupera subito, battuta velocemente la punizione da Tommaso Battaglin, ma non ha trovato Ettore Barbieri. Attenzione, un altro contropiede, va molto bene in verticale, senza soluzioni di continuità. Qui dall'altra parte l'intervento difensivo di Fiazza a sventare la minaccia. Braganza aveva cercato di ripartire velocemente. Siamo dall'altra parte con Chirino che va a contrastare, cioè poi la palla era finita in retta, ma aveva fermato il gioco il signor Michele Mele, aveva segnato il fallo di squadra a Braganza. Vediamo Giuseppe Tagliapietra a lamentare un colpo. Comunque pronti a ripartire, riporta la calma il direttore di gara. Tommaso Battaglin sta per varcare la metà pista, lo fa in questo momento a scambiare con Cristian Costenaro. All'indietro per Tommaso Volpe, pronto un cambio nelle file breganzesi, sta per entrare Giovanni Tagliapietra, assoluto protagonista nella vittoria di Modena, 2 reti per lui. Inserimento di Cristian Costenaro che cade in area e c'è il rigore. È stato atterrato il numero 88 di casa, il inflessibile signor Michele Mele ha decretato la massima punizione, di cui si incarica Tommaso Volpe. A 21:20 dal termine della prima frazione di gioco, Braganza ha la possibilità di accorciare le distanze. Vediamo la parata di Dimone, la rete di Tommaso Volpe. 21:16, Braganza accorcia le distanze con Tommaso Volpe, quindi dimezzato lo svantaggio. Esce Ettore Barbieri, entra Giovanni Tagliapietra. 21:16. Abbiamo visto nel replay di Maria Monteanu la trasformazione dopo la prima parata di un ottimo Dimone. Tommaso Volpe è stato molto freddo, ha aspettato di poter colpire e con un'alza e schiaccia ha trafitto l'incolpevole portiere ospite. 2-1, bella partita. Avanti Seregno che manovra a metà pista con Fiazza a scambiare con Tremolada. Ancora Chirino, autore dell'ottimo punto del 2-0, a cui Braganza ha replicato con il gol di Tommaso Volpe, che è stato bravo ad andare a riprendere la corta respinta di Dimone sul tentativo sulla massima punizione concessa per un fallo subito da Cristian Costenaro, che qui aveva recuperato una possibile palla per far ripartire Tommaso Battaglin, ma è rientrato su di lui Chirino. Sta scadendo il tempo per andare al tiro per la formazione ospite. Chirino consegna sfera a Braganza e con Cristian Costenaro suo l'inserimento che ha fruttato l'atterramento e il conseguente rigore. Tenta di incunearsi sul lungo sponda Tommaso Battaglin. Ancora Tremolada contrastato da un attento in fase di ripiegamento Giovanni Tagliapietra. 20:10, possesso per Seregno che è avanti 2-1
in quel di Braganza. Tremolada e Chirino in possesso. Chirino chiede di poter allacciare i pattini. Luca Tremolada e Mattia Chirino. Luca Tremolada ha portato in vantaggio gli ospiti. A scambiare allora Tremolada e Chirino. Cercano di raddoppiarlo Cristian Costenaro e Tommaso Volpe. Siamo ancora a metà pista. Con Fiazza. Finta il tiro. Cerca di liberarsi di Cristian Costenaro che rinviene però su di lui. Ancora all'indietro da Chirino. Tremolada. Fiazza. Prende spazio a centropista. Approfitta del lancio del taglio di Chirino avanti a sé, ma c'è una possibile ripartenza per Braganza con Cristian Costenaro che si mette in proprio. Poteva forse tentare di toccare palla, ma siamo dall'altra parte. Gioca molto bene in verticale Seregno. Fiazza trova i pattini di Tommaso Battaglin. Viene assegnato il possesso a Braganza. È caduto Cristian Costenaro. Le proteste della panchina di Seregno, ma il signor Michele Mele assegna il possesso a Braganza con Cristian Costenaro per Giovanni Tagliapietra. Ancora Giovanni Tagliapietra a scambiare con Tommaso Volpe che ha accorciato le distanze per Braganza al 21, quando mancavano 21:16 al termine della prima frazione di gioco. Siamo a 19, quindi poco meno di 6 minuti trascorsi dall'inizio del match, che ha già visto 3 reti messe a segno. Molto belle le reti messe a segno da Seregno, peraltro. In contropiede e poi con un'azione personale di chi è in possesso in questo istante della sfera, cioè Chirino, che però perde palla. Ne approfitta Tommaso Battaglin che aveva intercettato il passaggio. Rintornano i difensori di Giaroni e allora Fiazza dall'altro lato. Il tentativo di servire sul secondo palo a Tremolada. Qui c'è un potenziale 2 contro 1 per Braganza. Tommaso Battaglin e Tommaso Volpe ci cercano ma non trovano il passaggio finale per poter trafiggere Dimone. Peccato per Braganza. Attento comunque Filippo Dimone a difesa della propria porta. Classe 2001 Dimone, lo ricordiamo. Cristian Costenaro contrastato da Marco Tremolada. Cade ancora Cristian Costenaro. C'è stata la conclusione, nulla di fatto. Si riparte dall'altra con Seregno. Attenzione, qui c'è un miracolo perché è stato Giuseppe Tagliapietra a deviare la palla che ha colpito la traversa. Sulla conclusione a botta sicura di Fiazza. Seregno vicino al punto del 3-1. Giovanni Tagliapietra a scambiare con Ettore Barbieri dall'altra parte. Ancora Giovanni Tagliapietra dietro la porta di Dimone. Tenta di sorprenderlo con un tiro accompagnato, ma non si fa irretire il portiere ospite. Ancora Giovanni Tagliapietra che da dietro porta è capace di colpire. L'ha dimostrato sabato scorso realizzando il gol dell'1-0. All'indietro da Tommaso Battaglin il blocco di Pietra. Siamo a metà pista, anzi all'indietro, con Tommaso Volpe che tenta di autolanciarsi. Le finte di tiro di Tommaso Volpe a scambiare con Tommaso Battaglin. Iniziativa interessante dei due compagni di una vita, Tommaso Battaglin e Tommaso Volpe. 17:04 al termine della prima frazione di gioco, quindi nemmeno 8 minuti di un match sicuramente interessante, con Seregno che ha dimostrato di saper giocare molto bene in verticale e in contropiede, e così ha colpito per ben 2 volte. Qualche protesta. Chirino intanto a scambiare con Marco Tremolada. Doppia parata di Giuseppe Tagliapietra con Tommaso Volpe che mette palla fuori pista e segnala un problema al direttore di gara. Possesso per Seregno comunque. 16:52 al termine della prima frazione di gioco. Chirino e Fiazza nei pressi della sfera, pronti a riprendere le operazioni. Si va all'indietro da Marco Tremolada. Anzi Luca, ci perdoneranno gli amici di Seregno. Marco Tremolada. Se ne va Marco Tremolada. Ottimo l'assist per Giovanni Della Pietra. Ettore Barbieri
davanti al portiere, non riesce ad avere l'ultimo controllo. Era un'ottima opportunità questa per portarsi sul 2-2 per Braganza, un contropiede gestito molto bene dalla formazione di Gabriele Tella. Ancora Seregno che ha un leggero predominio sul possesso palla, lo giustifica anche il fatto che è in vantaggio la formazione biancoverde ospite. Attenzione, qui il tentativo di assist a cercare Marco Tremolada, cade intanto Marco Tremolada, è stato commesso fallo da Ettore Barbieri. Situazione falli, 3 per entrambe le formazioni, pronto a rientrare in pista Cristian Costenaro intanto. A chiamare lo schema Marco Tremolada per Luca Tremolada, la conclusione, l'altra conclusione di Marco Tremolada sulla conclusione di Luca Tremolada, ravvicinata quest'ultima di Marco Tremolada, parata da Giuseppe Tagliapietra, autore sicuramente di una buona prova sin qui. Tommaso Battaglin sul fronte d'attacco rossonero, all'indietro da Giovanni Tagliapietra, a scambiare ancora con Tommaso Battaglin. Hanno costruito qualche buona trama Tommaso Battaglin e Tommaso Volpe. Qui Ettore Barbieri, il blocco per Giovanni Tagliapietra, la conclusione Murata cerca di andare sulla respinta, ripartono invece i giocatori di Giaroni, la conclusione di Chirino, ottima parata, attenzione qui un pasticcio, un mezzo pasticcio commesso da Giuseppe Tagliapietra che si autoaccusa e chiede scusa ai compagni, però aveva fatto il suo, aveva parato la prima conclusione. Tommaso Battaglin, rientra su di lui Chirino, possesso irregolare, attenzione alla ripartenza rapida con Luca Tremolada che se ne stava andando, ancora Luca Tremolada, cade, ha commesso fallo Tommaso Volpe, il quarto fallo della formazione di casa della Veneta Lab Breganze per questa seconda giornata del campionato di Serie A2 di hockey pista, edizione 2023-2024. Seregno in vantaggio per 2-1, si era portato sul doppio vantaggio la formazione ospite. Breganze ha accorciato con il suo con Tommaso Volpe, che era il capitano delle Under 19 rossonera nella scorsa stagione. Il capitano della formazione di A2 è Andrea Scortegagna. Attenzione qui vediamo, e viene sanzionato con il cartellino blu, non l'abbiamo visto, Marco Tremolada, 2 minuti di espulsione temporanea, tiro libero diretto. È stato un fallo lontano dalla palla visto dal signor Michele Mele, e quindi tiro libero diretto per Tommaso Volpe, che ha realizzato in ribattuta il punto dell'1-2 e qui ha la possibilità di riportare i punteggi in perfetta parità. Tommaso Volpe, la parata di Dimone, Braganza avrà 2 minuti di power play. Ettore Barbieri, adesso Braganza si deve organizzare, cercare di gestire al meglio questa superiorità numerica. Tommaso Volpe in possesso, Giovanni Tagliapietra all'indietro per Tommaso Volpe, 2 minuti di espulsione temporanea. Allora la conclusione di Tommaso Battaglin, murata dalla difesa ospite. Chirino prova ad andarsene, rientrano su di lui Ettore Barbieri, butta fuori dalla pista la sfera il numero 4 ospite, autore del secondo gol. Pronti a ripartire, sempre in power play Breganze. 2 minuti di espulsione temporanea decretati dal signor Michele Mele, è stato espulso il numero 33 ospite Giovanni Tagliapietra, la rete di Giovanni Tagliapietra, 2-2, Breganze impatta con Giovanni Tagliapietra, la sua terza rete di questo campionato di A2, 14-0-1, quindi perfetta parità. Breganze ha saputo sfruttare la situazione di superiorità numerica dopo che Tommaso Volpe aveva fallito il tentativo di trasformazione, ma con Filippo Dimone che si è dimostrato un ottimo portiere, assolutamente. Per Giovanni Tagliapietra il 24esimo gol stagionale, contando tutte le
manifestazioni, tutti i tornei ai quali partecipa. Giovanni Della Pietra è un under 19, quindi lui gioca il campionato di under 19, ha giocato la Coppa Italia di A2, il campionato di A2 e il campionato under 23. Quindi prende vita a 4 tornei. Il classe 2006 di Breganze, terza rete stagionale per lui. È entrato il numero 36 Febbo nelle file della formazione ospite del Seregno 2012. Perfetta parità, quindi 2-2 il punteggio. È un classe 2004 il 36 ospite. Entra in campo il dirigente a disposizione della panchina rossonera, Davide Battaglin, papà di Tommaso, che sta pulendo la pista, bagnata nella circostanza. E quindi siamo, come si suol dire, tutto da rifare, perché il punteggio è in perfetta parità, 2-2. Le reti di Luca Tremolada e di Mattia Schirino per Seregno, le reti di Tommaso Volpe e Giovanni Tagliapietra per Breganze. Qui subito Luca Tremolada, anzi Marco Tremolada ha dato il tiro. Luca Tremolada ha dato il tiro, la parata di Giuseppe Tagliapietra. È uscito Marco. Seregno in pista con Fiazza, Chirino, Febbo e Luca Tremolada. Giovanni Tagliapietra in possesso all'indietro, mentre è uscito nel Breganze Tommaso Volpe, è rientrato Cristian Costenaro. Breganze quindi con Giuseppe Tagliapietra, Tommaso Battaglin, Ettore Barbieri che in questo momento è in possesso di sfera e Cristian Costenaro. La conclusione di Tommaso Battaglin non inquadra la porta, c'è stata una deviazione, sarà possesso per Breganze. 13-04, siamo nemmeno a metà della prima frazione di gioco di un match sicuramente che non sta tradendo le attese tra due formazioni giovani e si stanno battendo senza soluzione di continuità e senza particolari tatticismi. Abbiamo visto giocate sicuramente apprezzabili. Seregno sa giocare in verticale, lo ha dimostrato. Breganze ha saputo capitalizzare le situazioni da power play per quanto riguarda il gol del 2-2 di Giovanni Tagliapietra e sul tiro di rigore in ribattuta da parte di Tommaso Volpe. Quindi Breganze che sa soffrire, sa lottare, e questo è importante perché ricordiamo che Breganze dovrebbe essere la formazione più giovane del campionato di A2, poco più di 18 anni di media d'età, e Seregno di poco superiore perché sono 19 la media dei giocatori a disposizione di Giaroni, di Luca Giaroni, il tecnico ospite. Attenzione, qui un tentativo di servizio di Fiazza per Febbo. Il fallo di squadra commesso da Breganze, sono 5 le infrazioni commesse dalla formazione di casa questa sera in completa tenuta nera, con bordi rossi sulle spalle e calzettoni rossi, a ricordare quelli che sono i colori sociali comunque delle Breganze, che sono, ricordiamo, sono appunto i rossoneri. Palla contesa, gol di Fiazza che sorprende Giuseppe Tagliapietra. 12-14, Seregno in vantaggio, 3-2. Un tiro di rovescio sul secondo palo che ha sorpreso Giuseppe Tagliapietra. Nulla da fare per il portiere rossonero, che probabilmente non ha visto partire subito il tiro. Ragazzi, quindi, che deve nuovamente tentare di risalire la china. Pronto a rientrare Tommaso Volpe. Tommaso Battaglin in possesso di sfera. Giovanni Tagliapietra. Fallo di squadra commesso da Breganze, sono 6. E Breganze era risalito dal doppio svantaggio e poi ha dovuto inchinarsi alla rete del numero 3 ospite. Vediamo Luca Tremolada a contendere il possesso a Cristian Costenaro, possesso che viene assegnato dal signor Michele Mele alla formazione ospite, che va a scambiare ancora con Luca Tremolada. Chirino, Febbo, ancora Febbo in possesso,
Cristian Costenaro si impossessa della sfera, ottimo anticipo difensivo, la conclusione di Cristian Costenaro ben controllata da Dimone, e allora ancora possesso per Breganze con Ettore Barbieri che perde palla, se ne va, Chirino recupera ancora una volta sfera, Cristian Costenaro, il doppio scambio con Giovanni Tagliapietra, ancora Giovanni Tagliapietra in possesso, a servire Ettore Barbieri, la conclusione era avvicinata, controllata dal guantone di Dimone. Time out chiesto da Luca Giaroni, tecnico ospite. Chirino a metà pista a scambiare con l'autore del terzo punto per la formazione ospite, Piazza. Febbo viene pressato da Giovanni Tagliapietra oltre la propria metà pista, recuperano palle i giocatori di Gabriele Tiella. Il tentativo di Battaglini di servire Barbieri non ha buon fine, la palla alta, time out. 10:40 al termine della prima frazione di gioco, 10:43 per la precisione. Saregno avanti per 3-2 in virtù delle reti messe a segno da Luca Tremolada, Mattia Schirino e Mauro Fiazza. Per Breganze le reti di Tommaso Volpe e Giovanni Tagliapietra. Breganze sotto nel punteggio in casa a 10:43 dal termine della prima frazione di gioco. Di un match sicuramente piacevole, qualche imprecisione di troppo in contropiede nelle finalizzazioni di Breganze, che ha avuto più di qualche opportunità, ma Seregno sta legittimando il vantaggio in virtù comunque di una organizzazione di gioco molto accorta, un possesso palla più continuo e ottime ripartenze in contropiede e la buona tecnica di alcuni dei propri elementi, sia Mattia Schirino che gli stessi Luca e Marco Tremolada. Entrato intanto il numero 19 ospite, Riccardo Tessarolo, classe 2004, è di Bassano, primo anno per lui a Seregno, studente al Politecnico di Milano, che ha così trovato la possibilità di proseguire la propria attività hockeyistica in quel di Seregno, e quindi è entrato in pista, noi vedremo il numero 19, un attaccante. Si riparte comunque con possesso per Breganze con Tommaso Volpe che è ritornato in pista, gli ha dato il cambio Tommaso Battaglin, se ne va da Cristian Costenaro, la conclusione di Cristian Costenaro. Ettore Barbieri ha cercato di andare a eludere al tap-in, ha cercato una pregevole alza e schiaccia per superarlo, non c'è riuscito di un nulla. Buono lo spunto del numero 31 che ha avuto qualche buona opportunità che non è riuscito a sfruttare sin qui. Giovanni Tagliapietra viene superato da Chirino, la conclusione di Chirino, la parata di Giuseppe Tagliapietra che va a servire Ettore Barbieri che scambia con Tommaso Volpe, non trova il pertugio per provare una delle sue proverbiali conclusioni, il numero 87 rossonero che giostra ora a metà campo, ricevuto da Ettore Barbieri. Qui il filtrante di Tommaso Volpe, molto bello per Ettore Barbieri, non è riuscito a controllare palla, è una palla obiettivamente difficile, ma buona l'iniziativa qui della formazione di casa. Giovanni Tagliapietra, c'è il tocco irregolare del portiere ospite e allora ancora possesso per Breganze a 9:33 dal termine. C'è tempo ovviamente, è una partita ben lontana dal decretare i suoi verdetti. Ci prova adesso Tommaso Volpe che colpisce inavvertitamente il proprio compagno. La conclusione Giovanni Tagliapietra. Chiedono l'intervento dei sanitari, i giocatori in pista. Ci pare particolarmente sofferente Giovanni Tagliapietra. Peccato, avete visto un cambio necessario. Ci auguriamo che Giovanni possa riprendere, il tiro è stato particolarmente forte. Di Tommaso Volpe che l'ha colpito sotto il ginocchio, sta facendo segno Tommaso.
particolarmente sofferente Giovanni Tagliapietra, e questo ci dispiace sicuramente. Non accenna a rialzarsi. Adesso ci prova. Lo sorreggono i compagni, in particolare Cristian Costenaro. Breganze deve ricorrere a un cambio necessario, ci auguriamo che Giovanni possa riprendere, ma ci pare particolarmente sofferente. Entra in pista il fratello Antonio, classe 2007. (16 gol stagionali per lui, a caccia magari del primo gol in Serie 2. Poco più che sedicenne Antonio Tagliapietra, lo ricordiamo. Si riparte, Cristian Costenaro tocca la sua prima pallina, il numero 13 rossonero Antonio Tagliapietra, a scambiare con Ettore Barbieri. Il blocco di Antonio Tagliapietra, all'indietro per Tommaso Volpe. Dall'altra parte un altro blocco di Antonio Tagliapietra a favorire il movimento del numero 87 di casa, all'indietro per Cristian Costenaro. Lo spunto di Cristian Costenaro, la conclusione, la parata di Filippo Di Mone, riconquista palla, Cristian Costenaro pareggia. 3-3 Breganze, 3-3, Breganze impatta. Un'azione insistita e volitiva di Cristian Costenaro, 8,52. Bella partita, avvincente, con Breganze che ha pareggiato qui. Un'ottima rubata di Cristian Costenaro, porta via palla a Riccardo Tessarolo e colpisce l'incolpevole Filippo Di Mone. 3-3, bella partita, ripetiamo. Attenzione qui, Piazza ha cercato di trovare sul secondo palo Riccardo Tessarolo, cerca di incunearsi Mattia Schirino. 8,37. Il primo gol in questo campionato di Cristian Costenaro, che recupera ancora la palla. Sicuramente tra i migliori dei suoi Cristian Costenaro. Ottima stagione, ottimo inizio di partita per lui. Il suo 18° gol stagionale. Anche Cristian Costenaro è un under 19, quindi sono ben 3 le manifestazioni, i tornei ai quali hai preso, oltre al campionato di A2 e la Coppa Italia di A2, l'Under 19 e l'Under 23, a cui si è iscritta Breganze. Possesso per Seregno, già 7 i falli di squadra commessi dalla formazione di casa. A scambiare a metà pista i giocatori di Luca Geroni. Con Tessarolo a scambiare ancora con Fiazza, autore della terza rete, che stava trovando Febbo a un passo da Giuseppe Tagliapietra. Il quarto fallo di squadra intanto commesso da Seregno. Breganze che prova a spingere, prova ad andarsene Antonio Tagliapietra, lo ferma Febbo, ancora Febbo in possesso di sfera, riviene su di lui Cristian Costenaro, l'uomo ovunque per Breganze questa sera. Ancora un recupero palla di Cristian Costenaro, Giuseppe Tagliapietra a lanciare Cristian Costenaro. Vediamo cosa fa il numero 88. Il tiro non riesce a inquadrare la porta, ma sicuramente lodevole l'impegno messo in pista dal numero 88 rossonero. Il doppio blocco di Antonio Tagliapietra e Cristian Costenaro a favorire l'azione di Tommaso Volpe. Ettore Barbieri, Tommaso Volpe all'indietro. Antonio Tagliapietra, un forzato tentativo di filtrante del numero 13 di casa. Tommaso Volpe, gli finti di tiro di Tommaso Volpe, tenta di trovare spazio, gli è mancato l'ultimo controllo per cercare il tiro, la conclusione di Cristian Costenaro deviata da Chirino. Possesso per Seregno con Febbo, lo va a contrastare Antonio Tagliapietra, se ne va Febbo molto bene con una trottola, ne ha illuso l'intervento. Attenzione qui, la palla recuperata da Tommaso Volpe, lo va a contrastare Febbo, ancora lo spunto di Tommaso Volpe che è contrastato da Tessarolo, è caduto Tommaso Volpe. Ancora Ettore Barbieri in possesso, non trova una giocata facile, allora va a trovare Antonio Tagliapietra che va a sfidare Chirino all'indietro da Cristian Costenaro, autore del punto del 3-3, si incunea, tenta di incunearsi Cristian Costenaro, il tentativo di tiro non trova la porta, ancora Ettore Barbieri, dietro la porta per Cristian Costenaro, Ettore Barbieri cade, recupera palla ancora una volta Cristian Costenaro, Tommaso Volpe varca la metà campo in questo momento,
forzata la giocata di Tommaso Volpe, la conclusione di Fiazza e la parata di Giuseppe Tagliapietra. Siamo a meno di 6 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Alle viste un cambio, Tommaso Battaglini, alle viste il time out chiamato da Gabriele Tielda. 3-3 il punteggio, invece in una fase sicuramente calda, le squadre che tentano di superarsi senza particolari tatticismi. E allora qui lo spunto lungo sponda di Tommaso Volpe che si libera molto bene, va a servire Ettore Barbieri, peccato, sul secondo palo manca l'ultimo tocco, quello decisivo da parte di Ettore Barbieri. Attenzione, Piazza colpisce la traversa, ottimo spunto di Piazza. Alberio intanto è entrato in pista per Seregno, è uscito Febbo. Tutti i giocatori di movimento della formazione ospite sono entrati in pista. Antonio Tagliapietra e Cristian Costenaro a cercare il possesso di sfera, si tenta di riconciliarsi Antonio Tagliapietra, la conclusione deviata e c'è ancora Cristian Costenaro in possesso. 4,50 ormai al termine della prima frazione di gioco, il passaggio di Cristian Costenaro, il fallo commesso da Cristian Costenaro. L'ottavo, con la panchina di Seregno che chiede qualcosa di più di un semplice fallo di squadra. È comunque l'ottavo fallo commesso da Braganza, che si è caricato di falli di squadra in questa prima frazione. Ricordiamo però che Seregno ha commesso un fallo in area punito dal direttore di gara con un cartellino blu che è costato il tiro libero diretto alla formazione ospite, nei cui sviluppi, cioè in situazione di power play, Braganza ha trovato il momentaneo pareggio per 2-2, poi Fiazza aveva portato di nuovo in vantaggio Seregno e poi c'è stato il pareggio di un volitivo Cristian Costenaro che è andato a rifiatare in panchina perché ha profuso veramente ogni energia possibile. Cerchiamo di capire intanto se Giovanni Tagliapietra, che vediamo coprirsi il volto, è particolarmente sofferente. Vediamo se sarà in grado di poter proseguire questa partita. C'è sicuramente bisogno della qualità e delle capacità tecniche di Giovanni Tagliapietra per Braga. Attenzione qui, Alberio perde sfera, Braganza ha un potenziale 3 contro 2, Ettore Barbieri si ferma, non va a tentare la conclusione, giostra a metà pista il 31 rossonero. Antonio Tagliapietra cerca di incunearsi, scambiano dietro la porta Antonio Tagliapietra e Ettore Barbieri. Antonio Tagliapietra non è il più giovane dei fratelli Tagliapietra, che sono 4, ricordiamo, c'è anche Francesco. Qui Piazza in contropiede stava veramente punendo Braganze, disattenta nella circostanza la formazione rossonera. Antonio Tagliapietra si mette in proprio, si chiudono a riccio i difensori di Luca Giaroni, molto bassa la difesa di Seregno nella circostanza. E qui c'è un assist al bacio non raccolto da Ettore Barbieri da parte di Antonio Tagliapietra. La conclusione di Tommaso Battaglin, il riconquista della sfera, il tentativo di conclusione di Antonio Tagliapietra, ancora attentissimo il portiere ospite. Piazza dall'altra parte, ottima tecnica, vede la porta il numero 3 ospite, assolutamente. Riccardo Tessarolo, siamo a metà pista, all'indietro per Chilino, confronto con la panchina. Antonio Tagliapietra a sfidare Chilino, il tentativo di servire Alberio, recupera palla per i suoi, Giuseppe Tagliapietra, serve Ettore Barbieri dall'altra parte con Tommaso Volpe, non trova il pertugio per provare a scagliare uno dei suoi proverbiali tiri, e qui si mette in proprio molto bene Tommaso Battaglini. L'unico torto che ha avuto è stato di non trovare la porta, ma è stato un ottimo spunto. Siamo negli ultimi 3 giri di lancette di questo interessante primo tempo. 3-3 il punteggio. Tommaso Battaglini se ne va, supera molto bene, e qui Ettore Barbieri a un passo dalla possibile trasformazione. Time out, 2:45. C'è stato un ottimo spunto di Tommaso Battaglin sulla respinta corta di Filippo Di Mones, ha cercato di avventarsi Ettore Barbieri ma non ha trovato il guizzo vincente. Si rimane sul 3-3. Bella partita, le squadre che cercano di superarsi e hanno dato vita sicuramente a un match interessante.
sul filo dell'equilibrio, con Seregno che si potrebbe avvantaggiare dei falli di squadra di cui si è caricata Breganze, perché ne ha commessi 8 a 2,45 dal termine della prima frazione di gioco. Breganze si è affidato sicuramente alla volontà di Cristian Costanaro, alla solidità di Tommaso Volpe e alle buone giocate di Tommaso Battaglin. Qui ha bisogno che si accenda anche Ettore Barbieri, perché ha avuto qualche occasione importante, non è riuscito a trasformarla. Buono il contributo di Antonio Tagliapietra. Giovanni per il momento ai box ha accusato il colpo fortuito, il tiro del suo compagno Tommaso Volpe, che forse ha insistito troppo con alcune giocate individuali. Giustamente sta cercando lo spazio per le conclusioni, ma deve probabilmente essere più continuo. La conclusione di Antonio Tagliapietra dopo la prima parata di Filippo Dimone per un nulla. Antonio Tagliapietra non ha trovato sfera, recupera molto bene Tommaso Battaglin, potenziale ripartenza per Breganze. Ettore Barbieri, eccola la conclusione, non trova la porta. Tommaso Volpe non riuscito a vedere il possibile passaggio per Antonio Tagliapietra, si mette in proprio, attenzione Breganze sbilanciato, Riccardo Tesarolo se ne va. Il passaggio impreciso, buon per Breganze, ma erano ripartiti benissimo i giocatori di Luca Giarone. Qui un passaggio impreciso per Ettore Barbieri che cade. Possesso per Seregno, bella partita che si sta accendendo anche in questi ultimi 2 minuti di prima frazione. Tesarolo, qui aveva dato spinto un ottimo contropiede qui, però c'è una palla recuperata molto bene Antonio Tagliapietra. Ettore Barbieri, la conclusione, la parata di Dimone. Buona trama offensiva questa che è stata da Breganze, ci pare un po' in difficoltà Seregno. Ancora l'azione insistita di Antonio Tagliapietra, la parata di Di Filippo Dimone che non si fa sorprendere, tra i migliori in pista sicuramente il portiere ospite. Chirino dall'altra parte a 1 minuto e 30 ormai, non trova Pertugi, si rifugia da Riccardo Tesarolo, ancora in possesso per Fiazza, ottimo elemento il numero 3 proveniente da Lodi, Mauro Fiazza, autore di un bellissimo gol del momentaneo 3-2. Qui lo spunto di Chirino a cercare Fiazza in area, qui c'è una possibile ripartenza però di Breganze, c'è un potenziale 3 contro 2 con Ettore Barbieri che si ferma all'indietro per Antonio Tagliapietra. Lo spunto di Antonio Tagliapietra, la conclusione trova i pattini degli avversari. Tommaso Volpe allora, ultimo giro di lancette del primo tempo di questa importante e bellissima sfida di Serie 2. Le due formazioni che stanno dimostrando la bontà del settore giovanile italiano, perché sono squadre assolutamente giovani. Breganze 18 anni poco più di media, Seregno 19 anni poco più di media. Con Giaroni che invita i propri giocatori a non forzare, a cercare il possesso. Vuole provare a portare in casa in parità il punteggio Giaroni. Ovviamente i suoi giocatori lo ascolteranno, ma da quello che hanno dimostrato, se possono andare in verticale ci proveranno sicuramente. 44 secondi al termine di questa prima frazione di gioco. Breganze in possesso con Tommaso Battaglin che è rientrato in pista. È uscito Antonio Tagliapietra, anzi no, è ancora in pista, chiediamo scusa. Le finte di tiro di Tommaso Volpe, quindi Breganze in pista con Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin, Antonio Tagliapietra, Ettore Barbieri. Ancora Tommaso Battaglin, giocano a 2 a metà pista i giocatori di Gabriele Tiella. Vediamo se vogliono congelare il possesso per portare a casa anche sul 3-3 questa prima frazione di gioco. Hanno 7 secondi di tempo per andare al tiro i giocatori di Gabriele Tiella. Qui il tentativo di trovare Antonio Tagliapietra, la conclusione di Tommaso Battaglin. 6 secondi e 90 al termine della prima frazione di gioco. Chirino in possesso, vedremo se sceglieranno di tenere palla fino al termine i giocatori ospiti. Piazza, Chirino, lo spunto di Chirino, però la conclusione non trova la porta.
Finisce qui il primo tempo. 3-3 il punteggio tra Braganza e Seregno. Per Seregno hanno segnato Luca Tremorada, Chirino e Fiazza. Per Braganza è Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra e Cristian Costenaro, a risentirsi tra 8 minuti circa per il secondo tempo qui dal Pala Ferrarin di Braganza, a più tardi da Fausto Pozzan. L'uscita dalla pista con il direttore di gara che sventola un cartellino rosso all'attenzione di un giocatore del Seregno, esattamente il numero 21. È caduto Giuseppe Tagliapietra e il direttore di gara ha espulso il capitano ospite Riccardo Alberio con il cartellino rosso. Quindi adesso sta ritornando la calma, ma c'è stata questa sanzione disciplinare. Braganza quindi avrà 4 minuti di power play all'inizio della ripresa. A più tardi per il secondo tempo di Seregno, di Veneta Lab Braganza, Seregno 2012.
Bentornati all'ascolto qui dal Palla Ferrarin di ha riservato alle squadre del nord Italia ad affrontarsi i padroni di casa della Veneta Lab Breganze, opposti al Seregno 2012. 3-3 il risultato al termine della prima frazione di gioco, caratterizzata peraltro dall'espulsione definitiva del, ci sembra, il numero 21, il capitano della formazione ospite, Riccardo Alberio. C'è stata un po' di confusione all'uscita delle squadre dal terreno di gioco dopo un primo tempo che peraltro è stato, dal mio punto di vista, apprezzabile per l'impegno profuso dalle entrambe le formazioni e anche per le giocate che i giocatori impiegati dai rispettivi allenatori, Luca Giaroni per gli ospiti e Gabriele Tiella per la formazione di casa, che hanno appunto dimostrato di possedere buoni fondamentali, sicuramente grande impegno e un risultato giusto, 3-3 al termine della prima frazione di gioco, con gli ospiti che hanno colpito con Luca Tremolada, Mattia Schirino e Mauro Fiazza. Breganze che si è affidato alle realizzazioni di Tommaso Volpe, lesto a riprendere la corta respinta di Dimone sul tiro di rigore concesso per atterramento di Cristian Costenaro. Poi la seconda rete messa a segno dal Breganze, a colpire è stato Giovanni Tagliapietra, che poi è dovuto uscire per un infortunio. Terza rete realizzata da Cristian Costenaro. 3-3 quindi al termine della prima frazione di gioco, con Seregno che dovrà giocare in inferiorità numerica all'inizio di questa ripresa. Se Breganze dovesse realizzare, si interromperà l'inferiorità numerica, che altrimenti durerebbe 4 minuti, perché l'espulsione decretata è stata con il cartellino rosso, almeno questo a termine di regolamento. Così è infatti. Vedremo il quartetto di movimento di Breganze con Giovanni Tagliapietra che sorride. Vedremo se sarà in grado di poter riprendere il gioco. E infatti Breganze con il quartetto che ha dato inizio alla partita: Tommaso Battaglin, Tommaso Volpe in retrovia, Cristian Costenaro, Ettore Barbieri in avanti. Per Seregno, Luca Tremolada, Mattia Schirino e Mauro Fiazza. A difendere i pali della formazione ospite, Filippo Dimone. A difendere i pali della formazione di casa, Giuseppe Tagliapietra. 8 i falli commessi di squadra commessi da Breganze nella prima frazione di gioco, 4 quelli commessi da Seregno, che però è stata vittima di 2 sanzioni disciplinari. Cartellino blu sventolato a Luca Tremolada, cartellino rosso sventolato al capitano Riccardo Alberio. Si riparte. Il signor Michele Mele, direttore di gara, con la collaborazione al tavolo di Alessandro Canonico. Breganze che riparte a 4 minuti di power play. La formazione di casa, Cristian Costenaro all'indietro per Tommaso Volpe, a fare bello davanti al portiere ospite Tommaso Battaglin, che adesso si sposta lateralmente. Scambiano Barbieri e Volpe. Adesso la sfera in possesso di Cristian Costenaro. Un po' lenta la circolazione di palla di Breganze. Scambi di prima adesso la formazione di Gabriele Tiella. Tommaso Volpe, tentativo di servire Tommaso Battaglin sul secondo palo, il tocco ravvicinato leggermente impreciso, e allora sventa la minaccia la formazione ospite. Breganze ha comunque fino al 21 potenzialmente la superiorità numerica. Tommaso Battaglin, la rete di Tommaso Battaglin. Breganze quindi per la prima volta in vantaggio, 4-3, 24-16 al termine della partita. Breganze quindi capitalizza il power play, mette a segno il gol con il suo numero 28,
ristabilita la parità numerica, con Seregno che fa entrare il numero 11 Giordano e riparte con Mattias Chirino, autore di un ottimo secondo gol. Piazza, autore del terzo punto per la formazione ospite. Chirino a scambiare con Luca Tremolada, se ne va Chirino, lo contrasta efficacemente Cristian Costenaro, che si libera con una trottola di Giordano, riparte con il tentativo di servire Tommaso Volpe all'indietro per Ettore Barbieri, ancora Cristian Costenaro, Ettore Barbieri, ancora Ettore Barbieri dietro la gabbia di Filippo Dimone, che ha dovuto inchinarsi all'ottimo spunto di Tommaso Battaglin per il parziale di 4-3. Per la prima volta Braganza in vantaggio in questa partita. È stato sotto anche per 2-0 la formazione di casa. Sta soprattutto dimostrando la capacità di soffrire, di saper rimanere incollata alla partita, ed è un'ottima qualità a dispetto della giovanissima età dei giocatori di Gabriele Tella. Qui Cristian Costenaro va a commettere il nono fallo. È prossimo ad esaurire il bonus la formazione di casa. Il prossimo fallo darà diritto al Seregno di avere un tiro libero diretto. Giordano intanto, siamo a metà pista, lo contrasta Ettore Barbieri, Mauro Fiazza, ottimo l'evento. Luca Tremolada, lo scambio per Giordano che pareggia, 4-4. Tommaso Battaglin è caduto, da dietro porta l'assist per Giordano, che ha colpito, vediamo, ha subito avrebbe subito sul contrasto con Giordano, era caduto, c'erano forse gli estremi. Vediamo ancora sofferente Tommaso Battaglin, ha subito sicuramente un contrasto con Giordano, che poi ha sfruttato l'assist del compagno e ha trafitto l'incolpevole Giuseppe Tagliapietra, quindi ristabilita la parità a 22,55. Gol con Giordano e allora 4-4 e Braganza è caricato di 9 falli, quindi l'inerzia del match potrebbe subito spostarsi a favore degli ospiti, ma Braganza, ripetiamo, ha saputo soffrire, recuperare 2 reti di svantaggio, lottare, riportarsi in avanti nel punteggio, e qui poi però è stata colpita dal gol di Giordano, questo numero 11. Recupera palla per i propri colori invece Cristian Costenaro, va a servire Tommaso Battaglin che se ne va lungo sponda. Lo spunto di Tommaso Battaglin, controllata la sfera dal portiere ospite Giordano. Chirino all'indietro, tentava di servire un compagno, se ne va Braganza invece con Tommaso Volpe. Il tentativo, fa ottima guardia il portiere ospite. È stata un'ottima trama questa. Luca Tremolada si ferma, torna all'indietro, va a scambiare con Mattias Chirino. Giocano a metà pista i giocatori di Luca Giaroni. Ancora Luca Tremolada, va a contrastarlo Ettore Barbieri, se ne elude l'intervento, qui se ne va in mette in proprio Luca Tremolada, azione insistita, cade, il signor Michele Mele fa segno di proseguire, e allora Tommaso Volpe, Ettore Barbieri, Cristian Costenaro, tenta di liberarsi Cristian Costenaro, a 2 passi da Dimone, ancora Cristian Costenaro, la conclusione, la parata di Dimone. Insistita l'azione di Cristian Costenaro, particolarmente ispirato questa sera. 21-18 ormai, anzi 21-14. Fiazza all'indietro per Mattias Chirino, l'accelerazione di Chirino, la conclusione rimpallata. Braganza ha un'opportunità ora di ripartire, prova ad andarsene Tommaso Volpe, rientra su di lui Chirino, ancora Tommaso Volpe all'indietro a servire Cristian Costenaro. Il tentativo di servire davanti alla porta Ettore Barbieri, la deviazione c'è stata, non ha inquadrato la porta, peccato, era un'ottima trama questa. Giordano, l'autore del punto del 4-4. Piazza all'indietro per Luca Tremolada, ancora Luca Tremolada, ha pensato per un attimo alla conclusione ma è ritornato su di lui la sagoma di Cristian Costenaro. La conclusione ora di Mattias Chirino,
controlla la sfera Ettore Barbieri, serve Tommaso Volpe che varca a metà pista in questo istante, si mette in proprio Tommaso Volpe, aveva superato molto bene il diretto avversario. Braganza adesso non affonda il colpo perché ha 9 falli di squadra. Chirino, Mattias Chirino, Mauro Fiazza, Ettore Barbieri lo contrasta efficacemente, ma rinviene Mauro Fiazza, volitiva la sua azione nella circostanza, all'indietro per Giordano, la conclusione di Giordano, un tentativo di deviazione, sarà possesso per Braganza e questa è la decisione del signor Michele Mele, che ci pare intenzionato appunto a dare il possesso della sfera, ad assegnare il possesso della sfera alla formazione di casa, che riparte con Tommaso Battaglin all'indietro per Cristian Costenaro, che sta varcando in questo istante la metacampo, si mette in proprio Cristian Costenaro, si è incuneato all'interno della difesa ospite, e allora dall'altra parte Giuseppe Tagliapietra, assist per Cristian Costenaro che se ne va, tenta di servire Tommaso Volpe, impreciso il passaggio, c'è un buono spunto qui, vediamo Giuseppe Tagliapietra particolarmente sofferente, non abbiamo capito, fa entrare quelli della panchina, i sanitari. Ha subito un colpo alla testa secondo il direttore di gara, e allora Braganza deve necessariamente mettere in campo il secondo portiere Giulio Battistin, che farebbe così i suoi esordi in questo campionato, ma la cosa più importante è sincerarsi delle condizioni di salute del portiere breganzese Giuseppe Tagliapietra. Vediamo non capiamo il problema di Giuseppe Tagliapietra, che ci pare particolarmente sofferente toccare il volto. Comunque a termini di regolamento dovrà abbandonare il terreno di gioco perché è stato necessario l'intervento dei sanitari per soccorrerlo. Siamo a 19:27 da termine della partita, il punteggio è in perfetta parità, 4-4. 8 realizzatori diversi. Luca Terremolada, Mattias Chirino, Mauro Fiazza e Andrea Giordano per Seregno, mentre fa il suo ingresso nel terreno di gioco Giulio Battistin. Per Braganza Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra, Cristian Costenaro e Tommaso Battaglin. Si riparte, lo spunto di Mattias Chirino, se ne va dietro la porta di Giulio, adesso difesa da Giulio Battistin. Giulio Battistin va a servire Cristian Costenaro, che riparte velocemente, lo contrasta molto bene Mauro Fiazza, ancora Cristian Costenaro a servire Tommaso Volpe, la conclusione di Tommaso Volpe, la parata di Filippo Dimone, se ne va in bello stile Fiazza, e qui c'è il blu in arrivo per Cristian Costenaro. 2 minuti di potenziale power play nel caso in cui Seregno non trasformasse il tiro libero diretto che viene decretato dal signor Michele Mele. E allora, momento sicuramente importante di questa partita, con Seregno che ha la palla del 5-4, ci va Luca Tremolada, che è stato autore del primo gol che ha sbloccato il risultato. Tremolada contro Giulio Battistin. È partito Tremolada, non trova la porta, Braganza esce indenne quindi da questo pericolo, ma deve affrontare 2 minuti di inferiorità numerica, e allora ci sarà da soffrire, tanto per cambiare, per la formazione di casa, che è in possesso però della sfera con Ettore Barbieri, che va a trovare Tommaso Battaglin, però non riesce a ricevere bene la sfera. Era un passaggio difficile, ma anche se era interessante l'iniziativa sull'asse Ettore Barbieri-Tommaso Battaglin. 18-28.
al termine di questa bella partita, qualche nervosismo di troppo. Breganze deve soffrire per 2 minuti. Vediamo sulla sfera intanto Mattia Schirino per gli ospiti, che hanno 2 minuti di power play da provare a sfruttare per portarsi in vantaggio a 18 e qualcosa di più dalla fine di questa importante e interessante partita. Mattia Schirino, le finte di tiro di Mattia Schirino. Giordano piazza la conclusione, la parata di Giulio Battistin, ancora possesso per Seregno con Luca Tremolada all'indietro da Mattia Schirino. Piazza a scambiare Piazza e Chirino, la finta di tiro di Schirino, il tentativo di tiro che simila di un soffio al lato del palo. Qui l'ottima opposizione di Giulio Battistin, il servizio per Tommaso Battaglin, che va a trovare lo spunto di inserimento di Ettore Barbieri, che non riesce a trovare l'impatto vincente, peccato. Scambia però Ettore Barbieri con Tommaso Battaglin, ancora dietro la porta, perde palla. E allora Mattia Schirino, un altro possesso per Seregno. Fra 20 secondi scadrà il power play. Giordano in possesso per gli ospiti, ancora Mattia Schirino, le finte di tiro, Giordano, ancora Giordano, la conclusione deviata dalla difesa di casa. Luca Tremolada, fanno buona guardia i giocatori di Gabriele Tiella. Qui Tommaso Battaglin, un intervento poco attento. Entra Antonio Tagliapietra, quindi è scaduto il power play. Breganze è sempre caricato però dalla spada dinamoche dei 9 falli di squadra, e deve stare attento, particolarmente attento alla formazione di casa, a non commettere subito il 10º. Qui c'è un possesso però per Breganze, forzata la palla regalata dagli ospiti. Ettore Barbieri in possesso. Vediamo se Giuseppe Tagliapietra farà il suo ritorno in pista o se Gabriele Teglia si affiderà a Giulio Battistin per questo finale. Ettore Barbieri, lo scambio con Tommaso Volpe, all'indietro da Tommaso Battaglin, le finte di tiro di Tommaso Battaglin che batte nel dribbling Tremolada e anche Giordano. Quel passaggio è impreciso, Tommaso Volpe non riesce, perde il contrasto con Tremolada. E allora Luca Tremolada, le finte di tiro di Luca Tremolada, si oppone bene in fase difensiva a Tommaso Volpe. 16 minuti al termine. Luca Tremolada, può entrare Riccardo Tessarolo, gli dà il cambio Luca Tremolada, ci pare un sofferente, veramente stanco il numero 17 ospite, Riccardo Tessarolo. Giordano, autore del punto del 4-4, dopo che Breganze era stato abile a trasformare la situazione di power play. Qui ci è uno spunto di Mattia Schirino, che ha dimostrato essere capace di ottime accelerazioni. 3 secondi per andare al tiro, l'alza e schiaccia, non trova la porta. Possesso per Breganze. Giovanni Tagliapietra non è più rientrato, particolarmente sofferente dopo la botta al ginocchio. Qui il tentativo di servire Antonio Tagliapietra da parte di Tommaso Battaglin, ma c'è una ripartenza a capo aperto di Seregno, che va in vantaggio per 5-4 con Giordano. 15-08, ottima ripartenza in contropiede di Seregno, la doppietta di Giordano. 5-4 Seregno, quindi, che ribalta il risultato. Breganze era andata avanti 4-3 ed è stata capace subito di ritornare in partita e ritornare a condurre. Rientra Giuseppe Tagliapietra, esce Giulio Battistin, in contropiede micidiale quello di Seregno. La doppietta di Giordano, che a 15-08 adesso è uscito l'autore del gol, è entrato Febbo al suo posto, e Seregno si dimostra sicuramente un osso duro. Breganze tra l'altro è gravato anche di 9 falli di squadra e dovrà nuovamente tentare di risalire la china. Prepariamoci allora ad assistere ad altri 15 minuti di questo avvincente match, che in questo momento sta
arridendo alla formazione del Salegno 2012 grazie alla doppietta di Giordano, alle reti di Luca Tremolada, Mattia Schirino e Mauro Fiazza. Per Breganze Tommaso Volpe, Giovanni Tagliapietra, Cristian Costenaro e chi è in possesso di palla in questo istante, vale a dire Tommaso Battaglin. All'indietro da Tommaso Volpe, gli finti di tiro Tommaso Volpe, la conclusione, recupera palla per i propri colori Ettore Barbieri, il tentativo di trovare davanti all'area Antonio Tagliapietra, qui il tentativo di trovare ancora Tommaso Battaglin. Febbo in possesso di palla, Tessarolo, lo spunto di Tessarolo, Giuseppe Tagliapietra a controllare sfera, Antonio Tagliapietra a recuperarla, a lanciare Tommaso Battaglin. Siamo dall'altra parte, Tommaso Volpe, azione volitiva insistita, ma recuperano palla gli ospiti. La conclusione di Chirino, il match senza soluzione di continuità, le continue accelerazioni delle squadre. Qui poi c'è stato il 10° fallo di squadra, è il 10° fallo di squadra, l'ha commesso, ci sembra, Tommaso Battaglin. E qui Salegno con Mattia Schirino ha la possibilità di andare sul doppio vantaggio. Breganze si affida al proprio portiere Giuseppe Tagliapietra. 10° fallo di squadra quindi commesso da Breganze. Ha esaurito il bonus, 14-10 al termine, importante svolta di questo match. Mattia Schirino contro Giuseppe Tagliapietra che gli chiude lo specchio della porta. Breganze quindi rimane a -1 e soprattutto ha esaurito il bonus, quindi magari potrà forzare qualche fallo, verosimilmente nello sforzo proteso alla ricerca del pareggio. Adesso rombo offensivo, un attimo di calma, perché sicuramente gli ultimi minuti sono stati minuti avvincenti con continui capovolgimenti di fronte. Qui Antonio Tagliapietra contrastato da Febbo, ancora Antonio Tagliapietra prova a mettersi proprio, perde il duello e allora sarà Mattia Schirino a proporre una nuova trama offensiva per i propri colori. Cercano di contrastarlo quelli di Breganze, se ne va Mattia Schirino che è dotato di un ottimo allungo, di un'ottima tecnica, soprattutto di patinaggio. Febbo pensa per un attimo alla conclusione, all'indietro per Mattia Schirino. Piazza, siamo a metà pista, cerca di ragionare la formazione ospite dall'alto del suo gol di vantaggio, però perde sfera, la recupera Tommaso Battaglin per Breganze. Breganze avrebbe bisogno magari di provare a giocare in verticale, ma stanno rientrando velocemente i giocatori ospiti e si stringono con il proprio portiere Dimone, che è stato sicuramente molto abile sin qui. Una palla un po' confusa, la recupera Tommaso Battaglin, va all'indietro da Tommaso Volpe che varca la metà campo in questo istante, tentativo di servire qualcuno tra Ettore Barbieri e Antonio Tagliapietra. Siamo a metà del secondo tempo, c'è tempo ovviamente per entrambe le formazioni. Qualche errore di troppo in questo frangente da parte anche degli ospiti, che sin qui hanno dato vita a una gara particolarmente accorta. Tommaso Battaglin cercando di entrare in area, è caduto, non ha ravvisato irregolarità il direttore di gara e allora siamo dall'altra parte con Mauro Fiazza all'indietro per Chirino, ancora Chirino all'indietro per Tessarolo, Fiazza, Chirino, l'accelerazione di Chirino, la conclusione, la parata di Giuseppe Tagliapietra. Il più lesto di tutti però è Febbo a impossessarsi della sfera, la recupera per un attimo Antonio Tagliapietra, poi con la collaborazione di Ettore Barbieri. Time out, 11:42 al termine della partita. Il time out l'ha chiesto Luca Giaroni, rientra Cristian Costenaro, gli ha fatto posto Antonio Tagliapietra, si affida quindi al suo giocatore di maggior fisico e maggior spinta, vale a dire Cristian Costenaro. Breganze per provare a riagganciare nel punteggio la formazione ospite, che si è affidata alla doppietta di Andrea Giordano per doppiare Breganze che era passata in vantaggio
all'inizio del secondo tempo con un gol di Tommaso Battaglin, che aveva sfruttato la situazione di power play generatasi alla fine del primo tempo per effetto dell'espulsione definitiva di Riccardo Alberio. Ma Giordano è stato capace di colpire e di portare avanti i suoi colori. 5-4 quindi per Seregno a 11:44 dal termine. Conciliabolo tra Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin e Cristian Costenaro. Riparte Breganze con il suo numero 28. Cristian Costenaro a ricevere. Varca a metà campo in questo istante il numero 88. All'indietro da Tommaso Volpe. Riceve Tommaso Battaglin, il filtrante, a cercare un compagno, palla alta. Questa è la decisione del signor Michele Mele, Giovinazzo, che sta dirigendo l'incontro con la collaborazione del signor Alessandro Canonico di Bassano del Grappa. Possesso per Seregno. Mattia Schirino, autore del momentaneo punto del 2-0 per i propri colori. Provano a raddoppiarlo adesso i giocatori di Carra e se ne va invece in bello stile. Attenzione, azione insistita davanti alla porta di Giuseppe Tagliapietra. Alla fine mette tutti d'accordo Cristian Costenaro, che prova ad andarsene. La conclusione, Murata, Piazza, 3 contro 2 potenziale, e qui c'è un passaggio impreciso di Febbo che intendeva servire Mauro Piazza. Ancora possesso per Breganze. Qualcosa di più di 11 minuti. Match quindi lontano dal definire la sua sentenza definitiva. Ettore Barbieri dietro la porta, all'indietro da Tommaso Volpe, vedremo se opterà per il tiro. Così è, non trova la porta, stava andando a tap-in Cristian Costenaro, non c'è riuscito, e allora ancora possesso per gli ospiti con Mauro Piazza che varca in questo istante la metà pista. All'indietro da Mattia Schirino. Giaroni che invita i suoi giocatori ad avere un possesso di palla più organizzato, un sistema di gioco a 2-2, 2 avanti, 2 dietro. Tommaso Volpe intanto ha riconquistato palla per i propri colori. Ettore Barbieri, Tommaso Battaglin, passa il tempo, 9:46. Non trova spazi Breganze, si sta difendendo bene la formazione ospite. Ettore Barbieri a metà pista per Tommaso Volpe, a scambiare con Tommaso Battaglin. Lo spunto di Tommaso Battaglin lo contrasta molto bene Mattia Schirino. Siamo all'indietro da Tommaso Volpe, le finte di tiro di Tommaso Volpe, azione insistita, la conclusione, la parata di Dimone. Ottima parata di Dimone. Ancora Tommaso Volpe, la parata ancora. Protagonista il portiere ospite. La doppia parata. Qui c'è un tiro di Tommaso Battaglin nel traffico. Qui c'è un recupero palla per Cristian Costenaro che è un cattivo controllo, un passo di Dimone. Vicino al pareggio Breganze. Bravissimo il portiere ospite. Febbo. A 3 a girare i giocatori di Luca Giaroni. Tessarolo, Piazza, ancora Chirino, ringhia su di lui Ettore Barbieri ma ne elude l'intervento. Ancora possesso per Seregno che ha 10 secondi circa per terminare l'azione offensiva. Va a commettere fallo di squadra Breganze. 8 secondi ancora per Seregno. 8:21 intanto. Recupera palla per i propri colori Tommaso Volpe. Se ne va Breganze, marca a metà pista con Ettore Barbieri all'indietro. Ancora Tommaso Volpe. Siamo a metà pista. Grappolo, 2 giocatori di Breganze nei pressi dell'area sono Ettore Barbieri e Cristian Costenaro.
Momento difficile del match per la formazione di casa che non trova spazi. Le finte di tiro di Tommaso Volpe, a servire e a premiare Tommaso Battaglin. Palla alta. Palla alta, 7:55 al termine. Se ne va Mattia Schirino. È il momento topico della partita, con Seragno che cerca il possesso, cerca di gestire. Braganza che non trova spazi per poter affondare, magari per poter provare a giocare in velocità. Vediamo qui se ci riesce, conquista Costenaro che conquista palla, azione insistita, avrebbe forse cercato di favorire l'inserimento di Ettore Barbieri. Siamo dall'altra parte con Riccardo Tessarolo. Qui c'è un fallo di squadra commesso da Febbo ai danni di Cristian Costenaro, è il sesto della formazione ospite, lontana dall'esaurire il bonus. Time out chiesto da Gabriele Tiella. Sicuramente Braganza è in un momento di particolare difficoltà perché non riesce a trovare spazi per la conclusione, e quando li trova c'è un Filippo Dimone sicuramente protagonista in positivo di questa partita, a favorire i propri colori. 11 falli di squadra commessi da Braganze, che con Seragno che non è riuscita a capitalizzare il tiro libero diretto, bene respinto da Giuseppe Tagliapietra, il tentativo di trasformazione a parte di Mattia Schirino, che peraltro ha dimostrato di possedere sicuramente buoni fondamentali, soprattutto per quanto riguarda il pattinaggio. Entra intanto Luca Tremolada, anzi Marco Tremolada per gli ospiti. (7:21) partita vincente. Seragno che è stata quasi sempre in vantaggio, solo all'inizio del secondo tempo era nata sotto per 4-3 ed è stata capace con la doppietta di Giordano di tornare in perfetta parità. Qui un ottimo spunto di Cristian Costenaro, ma trova l'opposizione di un attento Filippo Dimone. Tessarolo per i propri colori. Chirino supera molto bene Tommaso Battaglin, supera anche Cristian Costenaro. Attenzione, la doppia parata di Giuseppe Tagliapietra che tiene in vita i suoi, perché questo è stato uno spunto sicuramente irresistibile del numero 4 ospite. Qui perde palla Tommaso Battaglin. Possesso per Seragno a 6 minuti e 45. Fiazza, Tessarolo supera molto bene l'avversario che era Cristian Costenaro. Attenzione, azione insistita, ancora Chirino, un'altra parata di Giuseppe Tagliapietra. Braganza deve serrare i ranghi in difesa, perché se subisce gol adesso poi diventa sicuramente dura. E qui c'è una ottima conclusione di Tommaso Battaglin, ma è molto attento Filippo Dimone. Nega ancora una volta la gioia del gol a Tommaso Battaglin. Ancora Tommaso Battaglin che recupera palla dopo l'ingaggio a 2. Tommaso Volpe all'indietro, ha ricevuto dal compagno. Anzi, avrebbe bisogno di una conclusione da lontano del suo numero 87. Qui Ettore Barbieri all'indietro per Cristian Costenaro. Un tentativo di tiro rimpallato. Ancora Cristian Costenaro che si mette in proprio, tentativo di alza e schiaccia, la palla vagante, la controlla Tessarolo, la recupera per i propri colori Ettore Barbieri che va a tentare di servire. Era un'ottima trama questa, un ottimo spunto di Ettore Barbieri. Tommaso Battaglin non ha avuto il giusto impatto sulla palla. Qui Luca Tremolada, anzi Marco Tremolada se ne va dall'altra parte. Tommaso Volpe, la conclusione, la parata di Dimone, il più lesto di tutti ad andare sulla palla è Tommaso Battaglin. Siamo a 5 minuti e 30, la conclusione, ancora la parata di Dimone, ancora Luca Tremolada, attenzione, e il gol di Seragno con il suo numero 33 Marco Tremolada, contropiede 2 contro 1, inesorabile,
A 5-18 Seregno sicuramente mette una seria ipoteca su questa partita. Lo scambio Piazza-Tremolada, nulla da fare per Giuseppe Tagliapietra. Gabriele Tiella si affida a Andrea Scortegagna a 5 minuti e 21 dal termine per provare una difficile rimonta. 6-4 per Seregno. Pronti a ripartire Breganze con Tommaso Battaglini, Tommaso Volpe, Andrea Scortegagna e Cristian Costanaro. Ecco Cristian Costanaro, lo spunto del numero 88 di casa, che aveva realizzato il punto del 3-3. Azione insistita, l'alza e schiaccia, la parata di Dimone. Piazza recupera palla per i propri colori Tommaso Battaglin. Cristian Costanaro tenta sul secondo palo di trovare un compagno, nella fattispecie era Tommaso Volpe, non c'è riuscito. Recupera palla Andrea Scortegagna, serve Cristian Costanaro che va a subire il settimo fallo di squadra. Passaggio impreciso, la Breganze non deve commettere questi errori se vuole provare a recuperare questa partita. Piazza intanto per i propri colori, all'indietro da Giordano, sua doppietta che aveva portato avanti Seregno, e poi il gol di Marco Tremolada a portare sul 6-4 Seregno, che era già stata avanti sul doppio punteggio all'inizio della partita. Breganze era stata capace di recuperare e adesso vedremo se ci riuscirà. A 4 minuti la squadra di casa per provarci. Recupera palla in questo istante con Cristian Costanaro, va a servire Tommaso Battaglin che se ne va. La conclusione, la parata di Dimone. Ingaggio a 2, 3:49. Seregno ha sicuramente meritato il vantaggio per quanto ha offerto sin qui. Breganze è stata forse un po' di sfortuna, ma non è stata brillantissima la prestazione della formazione di Gabriele Tiella, ha trovato pochi spazi. Attenzione qui però con Cristian Costanaro che cade in area, non ravvisa irregolarità il signor Michele Mele. Piazza contrastato da Andrea Scortegagna, ancora Marco Tremolada e se ne va. Tutto il tempo che trascorre è ovviamente a favore degli ospiti. Qui Mattia Schirino, ottima tecnica individuale la sua. Giordano perde palla, la recupera Breganze con Andrea Scortegagna che va a servire Tommaso Battaglin. 3 minuti e 04 al termine della partita. Cristian Costanaro perde palla. Breganze non è stata brillantissima in questa ripresa, ha trovato il buono spunto per andare sul 4-3, ma poco più. Seregno ha saputo pungere qui, attenzione Giordano che ha la possibilità di chiudere la partita. Giuseppe Tagliapietra gli dice di no, ma il tempo passa, Breganze è sotto di 2, mancano quasi 2 minuti al termine. Tommaso Volpe recupera un'importante palla per i propri colori, cade, non ravvisa la regolarità il direttore di gara. Ancora Tommaso Volpe, si gira, la conclusione, la parata di Filippo Dimone e siamo a 2 minuti e 12 dal termine della partita. Se ne va Mauro Piazza, recupera palla Tommaso Volpe per i propri colori. Cristian Costanaro non riesce a controllare bene la palla, time out intanto chiamato da Luca Giaroni, viene fischiato fallo di squadra contro Cristian Costanaro. E allora siamo a meno di 2 minuti dal termine, entra Luca Tremolada, Marco Tremolada, Giordano e Chirino. Per Breganze invece Tommaso Volpe, Tommaso Battaglin, Cristian Costanaro e Andrea Scortegagna per questo finale. 7 falli di squadra commessi da Seregno, che è sul doppio vantaggio a meno di 2 minuti dal termine.
Sicuramente situazione difficile per Braganze, che non è riuscita a sfoderare una prestazione all'altezza di altre in questa stagione, ma comunque lo ricordiamo ancora una volta, ricordiamo l'età media di Braganze, 18 anni e poco più, ricordiamo la necessità di fare esperienze in un campionato difficile come la 2, stesso compito ovviamente per Seregno, che reduce da un'ottima prima giornata. Qui sta provando a conquistare i suoi primi 3 punti di questo campionato. Braganza li aveva già conquistati vincendo in un campo difficilissimo qual è Modena, e avrà comunque la possibilità di rifarsi qualora il risultato fosse questo. Abbiamo già sottolineato che un processo di crescita passa anche attraverso le sconfitte. Braganza avrebbe potuto fare qualcosa di più sicuramente, ma Seregno è stata capace di colpire soprattutto in contropiede e ha meritato, per quanto ha mostrato sin qui, la vittoria. Comunque assistiamo a questo ultimo minuto e 30 di partita con Tommaso Volpe, il filtrante, la deviazione. Sarà ancora possesso per Braganze, ma il tempo corre inesorabile e Seregno si avvicina ovviamente alla conquista dei suoi primi 3 punti stagionali. Braganze sarà impegnato domenica prossima in quel di Correggio. Seregno riceverà la capolista Novara. Si riparte, Cristian Costanaro, vediamo se Braganze magari riesce ad offrirci un finale thrilling. Ci prova Tommaso Bataglin, ottima l'azione insistita di Tommaso Bataglin, non trova però deviazione, il passaggio vincente per Andrea Scortegagna, sceglie il possesso Tremolada, Luca Tremolada ne ha ben donde, è in vantaggio e quindi ci sta assolutamente. Giordano, fallo di squadra, il 13° commesso da Braganze. Siamo a 1 minuto e 04 dal termine. Tremolada, Chirino, siamo all'ultimo giro di lancette. Recupera palla per i propri colori Cristian Costenaro. C'è un cartellino blu e quindi vediamo se Braganze riuscirà a trasformare il tiro libero diretto della Speranza per poi dare vita a 50 secondi magari all'arma bianca e provare ad impattare questa partita. Si affida al proprio portiere Filippo Dimone, ovviamente la formazione ospite, e Braganze sul numero 28. Tommaso Bataglin, eccoci con Tommaso Bataglin che trova l'opposizione del portiere ospite e adesso ovviamente è ancora più dura la conclusione deviata. Seregno gioca in 3 questi ultimi 40 secondi ma è in vantaggio di 2 reti e allora per Braganze è sicuramente dura. Accelerazione di Cristian Costenaro, a servire Andrea Scortegagna, la rete di Tommaso Volpe. Ci sono 27 secondi di tempo per Braganze per provare a recuperare questo risultato. 6-5 la rete di Tommaso Volpe, la rete della Speranza. 25 secondi, andiamo, recupera palla Tommaso Bataglin, fa uscire il portiere Gabriele Tiella, vediamo, 15 secondi, la conclusione, la palla che si ferma dietro la porta, ingaggia 2 e adesso vedremo se Braganze si affida alla stecca di Andrea Scortegagna per recuperare palla velocemente. Ci riesce Tommaso Bataglin, va a servire Andrea Scortegagna, all'indietro per Tommaso Volpe, 3 secondi, la conclusione, fuori di poco, peccato. Finisce qui, vince Seregno 6-5 questa seconda giornata del campionato di Serie A2. Peccato per Braganze, che comunque ha dimostrato di voler lottare e provarci fino alla fine.
Avrà tempo ovviamente la formazione breganzese per conquistare altri punti in questo difficile campionato di Serie 2. Rimane comunque con 3 punti in classifica la formazione ospite, 4 i punti per Seregno, che vince la sua prima partita in trasferta qui a Breganze per 6-5. Match diretto dal signor Michele Mele di Giovinazzo, che invita le squadre al centro del campo a salutare il pubblico che ha assistito a questa partita. Discreta l'affluenza del pubblico ospite, che sarà ovviamente soddisfatto della prestazione dei propri colori. Breganze ha commesso qualche errore, ma ha dato vita anche comunque a ottime giocate, e ripetiamo, avrà le sue occasioni per potersi rifare al più presto. Prossima trasferta a Correggi, o domenica prossima. Per quel che riguarda il Seregno invece avrà lo scontro con la capolista Novara sabato prossimo in casa. Inconvenevoli di rito, il saluto del pubblico al pubblico, degli ospiti. Una bella partita comunque, vinta da Seregno per 6-5, quindi risultato sicuramente in bilico. Bella prestazione della formazione ospite. Breganze può fare meglio, ma sicuramente ha dato vita ad ottime giocate anche questa sera, nonostante siano mancati i punti. È tutto per il momento da Fausto Pozzan qui dal Palaferrarin di Breganze. Le riprese della partita sulla piattaforma digitale Hockey Pista FIS TV, canale YouTube, sono state di Marian Monteano, che ringraziamo per la pregevole opera prestata per diffondere l'Hockey Pista di A2 nello specifico. A presto per le prossime telecronache dell'Hockey Breganze. Grazie a tutti da Fausto Pozzan e di nuovo buona serata.